Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it, oggi sabato 1 aprile. 3 giorni di fiamme, 2 di pausa e purtroppo da questo pomeriggio sono stati avvistati nuovi focolai di incendio a Montegrino Valtravaglia. I vigili del fuoco sono intervenuti sopra l'abitato di Cucco e sotto la frazione di Sorti. Sono presenti le squadre del distaccamento di Luino, una da Varese, i volontari del servizio antincendi boschivi e sono in arrivo rinforzi da Tradate e un elicottero del servizio regionale. Una colonna di fumo è ben visibile a distanza. Su Prealpina.it continui aggiornamenti della situazione in serata e domani. Contro lo spaccio nei boschi di tutta la provincia di Varese scendono in campo i cacciatori dei carabinieri sui loro elicotteri. Ci racconta tutto Pasquale Martinoni. Dall'Aspromonte al Mondonico, dai boschi aspri della Sicilia al Parco Pineta. Sono in arrivo nel Varesotto i gruppi in elicottero dei cacciatori dei carabinieri, abili in azioni con tecniche militari in territori impervi, ostili. I baschi rossi, come vengono ribattezzati, hanno una missione precisa: contrastare lo spaccio di droga nei boschi, un fenomeno che coinvolge la provincia di Varese da nord a sud e che ha scatenato un allarme approdato a Roma. Il parlamentare della Lega, Stefano Candiani, ha annunciato oggi che 3 squadre dei cacciatori dell'arma verranno impiegate in via eccezionale nel Varesotto. Lo Stato in prima linea, ha spiegato l'esponente della Lega. Gli interventi saranno soprattutto in Valcuvia, Valganna e nel Tradatese, dove più volte è stata riscontrata nei boschi la presenza dei bivacchi della droga. A mali estremi, estremi rimedi. Ecco i baschi rossi. Ha venduto rame rubato, tanto rame rubato, abbastanza per comprare 2 Ferrari. Sentiamo i particolari in questo servizio. Dall'oro rosso al cavallino rosso, la questura di Novara ha sgominato una banda specializzata nel furto di rame e nell'autoriciclaggio. Il gruppo era composto da 6 persone, 3 sono state denunciate, 3 sono finite in manette. C'era chi lavorava il metallo rubato e chi lo reimmetteva sul mercato ottenendo rilevanti guadagni. Nella casa di quest'ultimo è stata rinvenuta la documentazione attestante la vendita del materiale che, nell'arco di 4 anni, gli aveva fruttato oltre 1 milione di euro. L'uomo, pregiudicato, per non attirare l'attenzione su di sé, faceva transitare tutto il denaro sul conto corrente della compagna incensurata, che è stata denunciata a piede libero per riciclaggio. Scoperto inoltre che la coppia era proprietaria di 2 Ferrari, una Testarossa e una 360 Modena, valore totale oltre 200.000 euro, che sono state sequestrate. I particolari dell'operazione Predoni sono stati illustrati oggi, sabato 1 aprile. Le indagini, coordinate dalla Procura di Novara, erano iniziate 1 anno fa, dopo il sequestro da parte della volante di un furgone con 1.700 kg di cavi in rame. I danni causati alle industrie erano notevoli. Oltre al valore del rame e al costo delle riparazioni, le imprese, a causa del blackout causato dalla sottrazione dei cavi, dovevano interrompere le loro attività per diversi giorni. A Varese prende forma il progetto Stazioni, con qualche variazione rispetto alle ipotesi iniziali. I dettagli nel servizio con le immagini di Agenzia Blitz. Il progetto delle stazioni di Varese prende lentamente forma, anche se un po' diversa da quella che i varesini si erano immaginati guardando i rendering. Manca ancora troppo per un confronto veritiero, ma un primo paragone si può già fare, ed è evidente che qualcosa rispetto al progetto iniziale è cambiato. Soltanto nella lunga camminata pedonale di Piazzale Trieste il progetto è stato modificato 3 volte, senza contare i tempi della burocrazia che allungano il lavoro. Tra le variazioni anche quella del sottopasso previsto nel piazzale, che pare sia stato cancellato. Incrociando le dita e sperando che non intervengano altre modifiche, gli operai contano di finire in qualche settimana il camminamento che dalla stazione dello Stato incrocia via Maspero. Poi si sposteranno dall'altro lato della strada, sotto la sede di Confartigianato, per terminare il piazzale, quello che dovrebbe ospitare le Magnolie e la maggior parte del verde previsto nel progetto. Spostandosi quindi sull'altro fronte dei lavori, quello di Piazzale Kennedy, salta subito all'occhio lo scheletro del centro diurno. Iniziato ad aprile 2021, doveva essere pronto 1 anno dopo, ma ad oggi, a 2 anni di distanza dalla posa della prima pietra, i lavori sono fermi e voci di cantiere dicono che anche questo edificio potrebbe subire modifiche sull'altezza prevista. L'Università dell'Insubria si è presentata oggi a 1.600 aspiranti matricole con l'Open Day di questa mattina a Varese e a Como. Il servizio di Massimo Rovati e Agenzia Blitz.
Più di 1600 aspiranti matricole accolte oggi tra Varese e Como all'Open Day dell'Università dell'Insubria. Gli studenti e le studentesse degli ultimi 2 anni delle superiori hanno partecipato con grande interesse alle presentazioni dei 23 corsi di laurea triennale e dei 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo. Perfetta la macchina organizzativa di We Are Open, gestita dall'Ufficio Orientamento e Placement dell'Università e coordinata dalla delegata del Rettore, la professoressa Michela Prest. Quasi 3.000 le attività proposte ai partecipanti, che hanno ricevuto materiale informativo nelle borse colorate con il nuovo logo che celebra i 25 anni di vita dell'Ateneo. Un iscritto dalla Bolivia, uno dal Guatemala e alcuni spagnoli, gli ospiti speciali di questa edizione dell'Open Day. Da fuori provincia sono arrivati studenti da tutta la Lombardia, dalla Svizzera, da Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e da Roma. A 2 settimane di distanza dall'ultima rimozione di rifiuti è spuntata un'altra mini discarica abusiva ad Avigno. Marco Croci ci aggiorna sulla situazione. Non c'è pace per il parcheggio di via Alesini nel rione varesino di Avigno. Gli addetti non fanno in tempo a ripulire l'area che gli incivili tornano subito in azione. La conferma arriva da quanto accaduto nelle scorse settimane. Meno di un mese fa era stata segnalata una mini discarica davanti ai cassonetti solidali per la raccolta di indumenti e ora, dopo che la zona era stata ripulita, tutto è tornato come prima o quasi. Nei giorni scorsi infatti sono stati abbandonati pezzi di mobilio, tende da esterno, sacchi di rifiuti, bottiglie di vetro e cumuli di erba tagliata. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona che per recarsi al vicino supermercato devono imbattersi in questo scempio, vedendolo crescere giorno dopo giorno. Non si può dire che la pulizia non venga effettuata, spiega un abitante del quartiere. Il problema è piuttosto legato all'inciviltà di chi, subito dopo, torna a colpire. Un territorio con poca copertura rimasto indietro per quanto riguarda la connessione internet e la stessa ricezione dei telefonini, con episodi anche surreali. Entrava in funzione la rete mobile della Croazia, non quella italiana. Ma da oggi, sabato 1 aprile, la svolta. E non è un pesce d'aprile, in Val Ganna è davvero attivo il 4G. Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino di Lombardia Ideale, residente proprio nel comune di Val Ganna. È una giornata storica per il territorio in cui vivo, fin da bambino, ha detto, che ha bisogno di sostegno e di interventi utili al suo sviluppo e per contrastare lo spopolamento. Ora il prossimo obiettivo è potenziare, oltre alla connessione internet, il segnale telefonico in alcune zone dell'Alto Varesotto che necessitano di questo tipo di interventi. E come ogni sabato concludiamo con una ricca pagina sportiva. Giuseppe Sciascia presenta la gara di domani della pallacanestro varese che sarà impegnata sul parquet di Treviso. L'Open Giommetti si alza il ritmo nella volata verso i play-off. Domani, domenica 2 aprile, la formazione di Matt Brasi scenderà in campo alle 19:30 contro la NutriBullet Treviso. Una delle ultime 4 trasferte mancanti al termine della stagione regolare, la cui deadline si chiuderà il 7 maggio, è un'opportunità ghiotta per provare a sparigliare le carte in una corsa playoff che prevede ancora 2 scontri diretti importanti, in casa contro Brindisi il 19 aprile e a Venezia il 23. Un mese impegnativo per i biancorossi, attesi da 6 partite nel breve volgere di 4 settimane, con l'unico infrasettimanale, quello casalingo appunto contro Brindisi, che aumenterà comunque i giri delle partite da disputare. Treviso è una squadra votata all'attacco, con 2 giocatori ben noti alle nostre attitudini, come il vecchio idolo degli indimenticabili Adrian Banks e Paulius Sorokas, il lungo lituano che fu MVP per i tifosi del Trust nella stagione 2021-22. Squadra votata all'attacco che potrebbe comunque essere adatta al tipo di pallacanestro di grande corsa, di grande ritmo, che è cara al tecnico di Tucson. Partita che può davvero aprire scenari importanti in caso di vittoria. Gli obblighi per Varese per arrivare a quota 32 sono le 3 gare casalinghe residue. Tutte quelle esterne, a partire dalla trasferta di domani a Treviso, sono opportunità da cogliere per migliorare il suo piazzamento. E passiamo ora al calcio. In Serie D oggi si sono giocati alcuni anticipi di cui vi andiamo a dare i risultati. Legnano Chieri 2-1, Pinerolo Castellanzese 1-1, Caronnese Arconatese 1-1. Domani invece sono in programma le altre partite delle squadre della nostra zona: Varese Brusaporto, Gozzano Stresa, Castanese Pondonnaz,
Virtus Ciserano Varesina. Sempre calcio, in Serie C invece la Pro Patria riceverà alle 14:30 di domani il Pordenone. Le parole dell'allenatore Jorge Vargas alla vigilia della sfida. È stata una settimana complicata per dire una parola, però siamo ottimisti che possiamo fare bene le ultime partite, iniziando da domani, perché la prestazione della settimana scorsa è stata bruttissima e loro lo sanno. Gli ho fatto capire, gli ho fatto vedere come hanno fatto, quindi ho fiducia in loro che possano rivertire la brutta prestazione di domenica. Io spero di fare il risultato. Questa sera su prealpina.it cronache e risultati della partita di hockey su ghiaccio fra Mastini e Caldaro, finalissima del campionato, con andata appunto questa sera a Varese, e di Cuneo Uiba, campionato di pallavolo femminile di Serie A1. Con questo è tutto, appuntamento a domani e buona serata.